Vi presento TAI, è un SIM 400 Euro 5 del 2022, completamente rifatto, non ha nulla a che fare col vecchio SIM, e è completamente rifatto dallo chassis al telaio, al motore, tutto, quindi è importante provarlo, e per noi che abitiamo in Riviera è un mezzo molto gestibile, quindi poi c'è anche accelerazione, è un 400 e via. Questo per me serve anche per l'agenzia immobiliare che ho, quindi per gli spostamenti, per i clienti, si parcheggia subito. Per me va bene. Questo qui è il motorino praticamente aziendale, quello che usiamo per i clienti, però lo uso anch'io. E niente, SIM che è riuscito a fare qualcosa di importante, perché lo ha completamente sostituito, quindi c'è anche come si dice, il dosatore per i freni, quindi dall'1 al 4, più morbido e più duro. Poi che cosa c'ha? Il keyless, quindi nessuna chiave. Qui c'è il contachilometri, il contagiri, questo qui è abbastanza essenziale, però va bene. Sotto sella ci stanno due casche integrali, poi altre cose. Questo, la luce quando si superano 70 all'ora si frena, si accende questo indicatore per far vedere alle macchine e alle moto che ci seguono, ecco. È un fatto di emergenza. Per il resto niente, tutto ottimo. Faccio questo video per far vedere il mezzo, per farvi decidere se avete dei dubbi di acquistarlo, perché per me è una cosa. Hanno fatto un pezzo buono questi coreani di Taiwan o qualcosa del genere, si sono inventati questo mezzo qua. Prezzo scontato, mi pare che sia sui 6.000 euro, io l'ho pagato 6.000 euro più la messa in strada, quindi uno con 6.300 euro se lo prende ora. Poi magari più avanti il prezzo sale e quindi poi si acquisterà con qualcosa di più, però per il momento ottima scelta. Ciao ciao!